Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Oggi unboxiamo la Limited Collector Edition di Microsoft Flight Simulator 24, doveva arrivare a metà novembre, è arrivata il 23 dicembre e quindi la stiamo unboxando adesso. Io il gioco l'ho provato sia su Xbox che su PC, ho bisogno di fare un upgrade perché il PC comincia a essere veramente in difficoltà. Per carità, tutto alto vado bene, però vedo insomma che il PC fa un po' fatica. C'è da dire che è molto buggato per il momento Flight Simulator, quindi non ho giocato tantissimo sinceramente. Io sono dell'idea che era meglio eh, cioè non creare un gioco staccato, nel senso cercare di fare in modo di, col 2020 di aggiornarlo così, però vabbè, è il mio pensiero un po' comendiano. Vediamo questa edizione, me la sono presa perché non avevo nessuna edizione particolare di Flying in collezione e ne ho approfittato, è costata un pochino ma è anche un regalo, quindi ci, ci sta dai, ci sta, una volta si può anche fare. Eccola qua, ora cerchiamo di non rompere nulla perché sapete come lo dico sempre, è un po' la mia angoscia. Eccoci qua, togliamo via questo e abbiamo l'edizione bella cicciotta, bella obesotta come si suol dire. Allora vediamo un attimo come si apre, facciamo così, aspetta un attimo, eccola qua, sarà così l'apertura? Chi lo sa, lo scopriremo. Eccoci qua, Fly Simulator 24 e godo. Ok, allora mettiamo qua, abbiamo qua i ringraziamenti. Questo ringraziamento per aver preso insomma questa edizione, grazie, prego. Ok, qua abbiamo, questo deve essere il coso, il modellino. Ora vediamo, andiamo qua, questa deve essere la base. Flight Simulator 24. Qua abbiamo questo, devo capire a cosa serve. Qua c'è, attenzione, l'edizione, guarda che figa, questa è veramente tanta roba. Abbiamo sempre qua dei ringraziamenti, credo. Ok, a novembre. Qua abbiamo sempre una specie di pass di Flight Simulator, bello, con il cordino, molto carino. Aspetta un attimo. Ok. Io tendenzialmente queste cose tendo a lasciarle chiuse, mi piace così. Però qua ecco, l'unica roba che non mi si chiude più questo, non capisco il perché, grazie. Se ti puoi chiudere magari mi farti un favore. Eccolo qua. Tanto bello però, ci sta una bella chicca, un bel chiccone. Proprio che parte ci sarà il codice, spero. Dopo lo cerchiamo. Eccoci qua. Qua guarda quanta bella robina. Cosa abbiamo qua? Questa è una... ecco, non capisco. Cos'è, una borsa? Boh, non ci capisco molto. Vediamo un attimo. Qua abbiamo un po' di gagliardetti, diciamo così. Molto carini. Ci stanno, molto stilosi. Eccolo qua. Questa è una spilla molto pesante anche. E qua abbiamo forse una cosa da mettere tipo bella, che bella questa, molto figa, una specie di quei biglietti che metti in valigia col nome e cognome, ecco, che chiaramente non usiamo. Ok, qua abbiamo questo. Qua abbiamo il modellino, credo l'Antonov. Aspetta un attimo, scusate ragazzi, che voglio sempre evitare di rompere qualcosa. Con l'Antonov lo montiamo ovviamente, Cioè, eccolo qua. Eccoci qua, perfetto.
Queste sono le istruzioni che adesso guardiamo, insomma, non penso sia difficile, credo, spero, no dai, non è difficile, bene. E qua abbiamo, aspetta un attimo, senza distruggere qualcosa, vorrei riuscire a prenderlo. Ok, sorry. Aspetta. Eccoci qua ragazzi, ci siamo. Questa è la borsa, sì, infatti. Eccola qua. Questa è la borsa. Molto molto bella di Fly Simulator. Intanto la tengo così, raga. Però sembra molto, cioè, usarla sinceramente mi fa un po' peccato, nel senso, comunque un pezzo da collezione. Eccola qua. Molto figa, eh? Guarda qua con la piastrina qua. Te la godi, ragazzi, te la godi. Molto, molto bene. In realtà qua c'è il codice, ecco. Questo è il codice per appunto scaricare il giochino che è dentro qua. Idea molto molto figa. Ci sta, raga, ci sta a cannone. Ok. Molto bello. Bravi, bravi. Ripeto, non è una versione economica, ho tutti gli aerei, tutto quello che è possibile, però di certo non te la regalano, questo mi sento di dirlo. Però, visto che Flight Simulator, sapete, per certi versi è il mio gioco preferito, dai, ci stava. Adesso per capire questo. Ok, adesso proviamo a costruire, a montare un attimo l'Antonov. Raga, eccolo qua, bellissimo, te lo godi, griffato Fly Simulator, cioè, ci sta, un pezzo che te lo godi, dai, c'è poco da fare. Se sei appassionato del simulatore, di tutto, te lo godi. Paraparam. Eccolo qua. Ragazzi, che dire, una collector che te la godi, ci sta, diciamo che con tutta la roba che hai da un punto di vista di contenuti, tutti gli aerei, tutte le vari aeroporti, le cose, ci sta. Ripeto, non ti regalano nulla, cioè non è che ti regalano qualcosa, però per un appassionato e per tutto quello che insomma ci sta dietro, ci sta insomma, ecco. Mi sento di consigliare, a parte che ormai penso che la collector non ci sia neanche più in giro, ma chiaramente è da consigliare per chi ha veramente una passione incredibile per questo gioco, per questo simulatore, ecco. Però qua non era così com'è, adesso qua non mi ricordo più un cazzo ovviamente, molto bene. Aspetta. Vedi, queste cose qua sono proprio una pipa, datemi un secondo. Ok, sistemiamo, dovremmo esserci così, mettiamo qua queste cosine qua che sono molto molto carine, molto apprezzate. È chiaro che da collezionista queste robe qua mi piace tenere in un certo modo, faccio fatica ad aprirle, nel senso, ripeto, sono cose più da esposizione, ecco, dovrò capire come metterla bene questa collector, ma ci arriviamo su questo, ci arriviamo. No, aspetta, l'abbiamo. Mettiamo questo qua. No, in realtà c'erano questi, però aspetta. Questi erano di qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Boh, forse qualcuno era di là, non mi ricordo adesso. Aspetta, magari mettiamo questo di qua, ecco, per non accumularne troppi. E facciamo così. Uno e te li godi bene. Poi mettiamo questo signore qua, ok, e così questo era qua. Guarda che bravo il Kuma, guarda che bravo, io che sono negato a queste robe qua, rimane aperta, vabbè. Ok, scusate, piccoli maneggi come indiani, ecco c'era un pelo. Boh. Questo lo cazzi qua, molto bene. Questa, la mitologica Aviator Edition Kuma indiana, la piazziamo qua.
Eccoci qua. Questi ovviamente sono vuoti perché sono quelli che servono per il modellino. Questa è il ringraziamento del signor Jörg Newman, come volete voi, grazie per aver speso soldi inutili, no grazie, va bene, prego, scusi. E la mettiamo così, che è molto cool, ecco, guardate l'eleganza, la classe, lo stile. Il codice mi sono fatto una foto, così dopo possiamo scaricarlo. E qua mettiamo il tutto qua dentro, ti prego chiuditi, grazie. Chiuditi. E si è chiusa. Si è chiusa, adesso riapriamo. Vediamo se si apre in... Oddio. Se si apre bene, si apre bene. Quindi è aperta, chiusa e aperta. Ragazzi, il cume è riuscito a non fare danni. Forse. Boh. Aiuto, li mettiamo dentro. E che siamo, raga? Ci siamo. Molto bene, sono contento. Sono molto felice. Adesso facciamo anche la foto per l'anteprima come indiana. E niente, sono soddisfatto, una bella collector. Adesso appunto mi scarico il gioco dal store di Microsoft. Preferivo Steam, però vabbè, vado meglio con Steam. Non mi piace molto a me lo store di Microsoft, però ci dobbiamo accontentare, ragazzi. Chi si accontenta gode, e il Cube vuole godere. Non vi saluto perché vi saluto dal PC. Raga, stiamo scaricando il gioco Microsoft Flight Simulator 24 Aviator Edition. Comunque l'ho già provato, come detto in precedenza. Raga, un saluto dal Cube veneziano. Ciao!